1, 2, 3. Siamo pronte, siamo molto emozionate di andare a questo Festival Mondiale delle Donne in Rosa che si terrà appunto in Francia, a Aix-les-Bains, dal 24 al 30 agosto. Questo festival è il festival rappresentativo di tutte le donne in rosa, è proprio esclusivo per le donne in rosa, le donne operate di tumore al seno che praticano il Dragon Boat. Tutte in rosa, animate dallo spirito delle lottatrici e dalla voglia di stare insieme. Sono pronte a partire per la Francia 52 atlete dell'associazione Ugo che parteciperanno dal 24 al 30 agosto sul lago del Bourget a Aix-les-Bains all'IBCPC Dragon Boat Festival 2026, organizzato ogni 4 anni. Se è una storia di malattia, il tumore al seno, quella che le ha fatte incontrare, la sfida del Dragon Boat unisce queste donne in una comune volontà di rinascita. Alla 6 giorni francese parteciperanno 4.500 donne da 25 paesi del mondo, 141 gli equipaggi pronti a scendere in acqua, 11 gli italiani, 2 gli equipaggi Ugo che a pagaiare con loro avranno come sempre compagne speciali. Portiamo sempre con noi le nostre ragazze, le nostre amiche. Purtroppo noi abbiamo avuto in questi 11 anni 7 amiche che ci hanno lasciato solo fisicamente però, perché il cuore e la loro anima è sempre con noi. Tutta la città di Padova, che l'ha volute salutare prima della partenza, farà il tifo per le donne Ugo che dal 2015 si allenano sul Bacchiglione, accolte dalla società Canottieri Padova. E a loro il suggerimento di uno che di canoa se ne intende, il campione olimpico Rossano Galtarossa. Non può mancare il divertimento, se questo manca secondo me si sta sbagliando qualcosa e quindi io dico è giusto, vedo l'approccio che hanno, le osservo quotidianamente alla Canottieri quando vengono ad allenarsi e vedo che hanno un bel carattere, sono pronte, ma bisogna divertirsi perché bisogna essere contenti di quello che si fa.